Ricordarsi che prevenire è meglio per curare. A questo proposito vorrei rivolgere un appello ai fruttivendoli, un altro, che essendo a stretto contatto con pere e finocchi sono notoriamente dei soggetti a rischio. Mi raccomando, in negozio usate i guanti, ho visto che molti di voi già lo fanno, bravi, date il buon esempio, ma soprattutto ragazzi non restiamo con le mani in mano. L'ozio è l'oppio dei popoli. Beppi è l'ozio mio, io sono suo nipote e questa è la sua storia. La storia di Beppi Sculiero. Allora, innanzitutto, ciao, sei tornata? Sei stata poco. Io prima sono stato 2 ore. Ti avevo anche scaldato io. Hai sentito? Non dire mai al contadino quanto è buono il formaggio con le pere, perché sennò comincia a farsi o fuori di testa. Non so chi me l'avesse detto, fatto sta che io parcheggiai addirittura il trattore nel tunnel. Stefano, sono veneto. Vabbè sì, allora finché sono vivo in Veneto faccio quel caso che voglio. Allora mia moglie Maria, purtroppo, poveretta, era disperata. Non so. No, ma voi fate pure i cazzi vostri. Moglie Maria era disperata. Quando non le correvo dietro perché volevo fumarmela, le correvo dietro per farmi fare dei pompelmi. Come perché? Perché le spremute le fa bene. La tradivo in continuazione, andavo a letto con le galline. Fu proprio nell'intimità che scoprì che il rococò lo fanno le galline che hanno stile. Ma poi sai, niente, non mangiavo mai, dimagrivo, ero diventato trasparente, sai. E quando Maria mi disse, Beppi, o mangi sta minestra o salti sta finestra, io saltai. La situazione era precipitata. Ero sempre senza soldi, avevo venduto tutto, vendetti perfino il cane al primo venuto, uno che evidentemente no, tu, aveva l'eiaculazione precoce. E can che abbaia non morde, sì, can che abbaia non morde, è vero, ma rompi i coglioni. Scusa. Allora Maria un giorno, disperata, mi fa, Beppi, basta, cazzo. Beppi, basta, sei arrivato alla frutta. Io, porca miseria, non credetti di aver finito di mangiare e voglio tutti a gusti il caffè. Sì, Maria, cazzo, caffè. E caffè corretto? Sì, più ben corretto. L'unico che con me si è sempre comportato bene. Allora Maria era disperata, povera donna. Scusami Maria, sa, adesso sono cambiato. Torna, te prego. Comunque Maria, a un certo punto chiamò i carabinieri, disperata. Arrivarono, carabinieri in 113, e nel fienile trovarono 7 piccioni spacciatori e il maiale che si stava facendo come un porco. Di questa brutta esperienza ho capito diverse cose. Prima di tutto l'eroina fa male, state attenti, mi raccomando, le canne al vento bruciano prima. Quello che non sono ancora riuscito a capire se la Peroni si può sapere. Comunque guardate, mi hanno mandato in comunità una via Crucis. Prima mi hanno mandato a Fiera di Primiero, dopo mi hanno spostato a Secondigliano, dopo mi hanno mandato terzo Bacino, quarto d'Altino, quinto di Treviso, sesto San Giovanni, Maria Vergine Signore, dopo per fortuna sesto a Regana, aveva su il sesto probabilmente, ho detto guarda che mi non sono arrivato al sesto, dopo mi hanno mandato fino a settimo torinese, dopo ho fatto ottava presa, 90 da Menono, e dopo ho fatto al Sano Decimo. Adesso spero insomma di non cambiare più casa, anche se mi vorrei andare a 30°. Ma secondo me magari porta sfiga, 30°, quasi quasi vado a 20 miglia. Comunque guardate, ci sono tante cose che non ho capito. Un'altra cosa, Helmut, perché non parla mai Helmut? Sarà russo, sarà cinese, sarà cinesca, saraceno, no, vabbè, pazienza. Scusa, mi intende, va in campeggio? No. Sì? Ah sì, Portogallo? No, porta via. Aldo, Adige, Gianni e Chinotto, Ubaldo, giovane, Ugo, l'adoro, cantiamo, non posso, mi dispiace, non ho la maglietta intonata, la sono scordata. Chi? Mi? Sì, da solo. No. Scegliere in do, re, mi e re, sì, la. Sì. No, adesso era giusto perché scusate, sono in un serio imbarazzo perché purtroppo avrei dovuto raccontarvi una storia, però cavolo, non è stato possibile scriverla. Penne d'amor perdute, mi si sono innamorato di un astuccio, non riuscivo più a trovarle. Ho trovato il temperino, porca puttana, col temperino non riuscivo a spuntarla, non volevano dirmi dove erano andate. Cerco la stilografica, trovo un biglietto, ciao, sono andati in ferie sui Pennini toscani. Finalmente una settimana senza inchiostro, finalmente una settimana bianca.
Bic era andata a un convegno sulle differenze di classe. Titolo del convegno: l'inchiostro non è acqua. Se è blu è nobile, se è nero ha i coglioni girati, se è rosso fa una vita d'inferno perché deve sempre segnare gli errori e gli errori degli altri. I lapis erano tutti un lapsus. Lapis? No, lazzuli. Le matite non ce la facevano più, le mine, pam! Scoppiavano. I pennarelli, uccelli a tinta unica, fla fla, fla fla, fla fla, migravano. Sugli album da disegno. I fogli erano disperati perché andavano continuamente in bianco. E io, che sono una persona sensibile, che quando la penna ha freddo le metto anche il cappuccio. E lo giuro, a me giravano veramente le sfere. Ma scusate, di fronte a una posizione del genere, di fronte a una situazione del genere, che posizione prende? Mi sdraio al sole o mi divano all'ombra? Cioè ragazzi, ero in piedi, mi sentivo a terra. Canta che ti passa, non è vero, ho provato, non mi sentivo bene lo stesso. Orecchie sporche? No, pressione bassa, molto più bassa di me, voglio dire, eh? Questo, cioè, è difficile. È anche strano per un tipo come me, che si è sempre dato tante arie. Allora a forza d'aria avevo sempre il raffreddore, il naso mi colava come c'era, ma se non c'era non mi colava. Oh ragazzi, un tipo vulcanico, uno che quando stava male eruttava e stava subito meglio. Ma cazzo, avevo proprio una brutta cera, cosa dovevo fare? Cambiare le candele? La pressione era sempre più bassa, non riuscendo più a prenderla sotto braccio, cosa dovevo fare? Ho preso sotto gamba e sono andato dal gommista di fronte. Porca madosca, il gommista era un essere disgustosamente gonfio. Viene incontro, sputa la gomma che stava masticando, si mette in bocca la gomma di scorta. Grazie, che hai riso te, amore. Si mette in bocca e mi fa... cazzo. Così ragazzi qua, gli io giocare a calcio balilla e gli fa pressione bassa? No, bassa pressione, no, non si preoccupi, bassa pressione, non si preoccupi, 2 minuti, prendo il compressore, pam! Lo faccio scoppiare di salute, 2 minuti, allora. Oh, pazzo da legare? Ma una bestia del genere, che cazzo l'avrebbe legata? Allora, gambe in spalla, coda fra le gambe, testicoli in mano, via, monto in macchina, ingrano la prima, infrumento la seconda e parto, sgommando, per cercare di cancellarlo dalla faccia della terra. Ma dopo pochi centinaia di metri a tutta velocità, non mi accorgo che mi è rimasto il gommista in macchina. E mi fa, cosa sto facendo? Io? Guido? Ah, Guido, piacere, Truman Capote. Guido io? Che cazzo fai? Tira giù il volante, testa di cazzo. Mi sei il soprassalto, tutto sudato, il cappotto ancora addosso, la televisione accesa, quello che mi fa, la vita è un sogno, o i soldi aiutano a guidare meglio?